Oggi vi preparo un piatto che sono le lumache al tegamino, che è un piatto che noi facciamo da molti anni in questo ristorante. È una lavorazione un po' complessa, ci sono tanti ingredienti, ma cerco di spiegarti il meglio possibile. Allora su una pentola mettiamo le lumache, la polpa di lumache che io ho già preparato, pulita e lavata. Gli aggiungo degli aromi per la cottura. Allora metto del pepe in grani, ho messo di chiodi di garofano e della cannella. 2 foglie di alloro, un po' di sedano, una cipolla, un po' di carote e un mazzetto di prezzemolo che ho legato in modo che non si disperda. Allora gli metto molto vino bianco per la cottura. Aggiungo e facciamo cuocere per circa 6 ore. E allora c'era tanta gente che arrivava da Venezia, da Treviso, Padova e dintorni, e allora dicevano: ma qua non si può mangiare niente, ma qua non si può mangiare niente. Allora io e mio marito avevamo pensato di fare cucina. Abbiamo fatto il caminetto lì nel 68 e da là è partita la storia. Allora facevamo cose semplici, ma non le dico quando lavoro. Polenta e soppressa di antipasto, solo quella era l'ora. Dopo facevamo una pasta fagioli, risotti, tagliatelle, lo spiedo e griglia. Non le dico quanta gente che abbiamo servito. In autunno facevamo la selvaggina, lepre in salmì, il capriolo e tutte queste cose. E poi i cacciatori andavano anche a caccia all'estero e poi arrivavano qua con la selvaggina, me la facevano cucinare, dopo loro venivano a fare la cena, capisce? Allora le lumache con tutti gli aromi che li abbiamo messo in cottura già prendono un po' di gusto. Adesso andiamo a preparare il burro, che sarà l'ingrediente principale che gli darà il gusto alle lumache quando le gratineremo. Dopo un pochettino che il burro sta montando, iniziamo ad aggiungere gli ingredienti. Dell'erba cipollina, dell'origano fresco, del timo, della menta, prezzemolo, cipolla, dell'aglio, un po' di sale, un po' di pepe, 2 tipi di mostarda e del pane e finiamo di montare il burro. Il burro è montato quasi come la panna, rimane un po' più morbido, però vi faccio vedere. Molto importante questo, che monti bene il burro. Allora adesso gli mettiamo un po' di pane sotto, grattugiato, riempiamo con le lumache, ancora un po' di pane grattugiato sopra, dopodiché andremo a coprire con il nostro burro. Prendiamo i 2 tegamini di lumache e andiamo ad infornare. Adesso aspettiamo un attimo che si gratinino. Osteria con cucina abbiamo cominciato. Dopo l'osteria con cucina è diventata locanda. Dopo di locanda è diventato ristorante. Nel 72 abbiamo fatto le camere sopra e allora hanno cominciato ad arrivare anche a farsi la settimana di vacanza, i veneziani e così. Che tempi! Di quelle feste che hanno fatto qua, capisce? Una fisarmonica arrivava la sera con gli amici e la chitarra, e là si divertivano non so quanto, capisce? Ok, trascorsi circa 5 minuti le nostre lumache sono pronte. Andiamo a servirle. Il tegamino è bollente. Ecco qua, le lumache al tegamino di Tullio sono pronte. Lassù, ad Arfanta di Tarzo, non c'è soltanto il panorama. Si può assaggiare un piatto che racconta una storia familiare, fatta di accoglienza e sacrificio. Un piatto che osa, senza infrangere quello che Tullio chiama le regole della cucina.